alla presentazione del secondo brano del volume. E allora apriamo a pagina 4 e troviamo A Dream is a Wish Your Heart Makes, che in italiano è conosciuta come I sogni sono desideri. Allora osserviamo quindi il pentagramma, abbiamo detto pagina 4, ancora 3/4, stavolta in chiave non ci sono alterazioni e quindi o Do maggiore o La minore. Osserviamo la prima nota della melodia Sol, quindi né Do e né La, e vediamo l'ultima Do, quindi diciamo che già ci orientiamo verso la tonalità di Do. Primo accordo a sinistra Do, Mi Sol, quindi Do maggiore, ultimo accordo ancora Do, Mi Sol. Vediamo casomai ci fosse la sensibile della tonalità La maggiore, La minore, e quindi il settimo grado alterato, cioè Sol diesis. E allora vediamo nell'accordo c'è proprio il Sol naturale, la prima nota della melodia è Sol naturale, e insomma la tonalità è Do maggiore. E allora passiamo alle note dei primi 4 righi, abbiamo in levare, quindi c'è una sola semiminima come vedete, quindi è un tema che comincia sul terzo movimento, quindi Sol, poi abbiamo le prime 3 semiminime, quindi Sol, Fa diesis, Sol, seconda battuta, non considero quindi proprio la prima, Mi minima, poi abbiamo Si e Re, terza battuta, Do semiminima che si prolunga con la legatura sulla quarta battuta. E quindi contiamo, osserviamo, sì, abbiamo in alcuni punti delle crome verso la fine, nella prima parte no, possiamo contare sia con le crome sia senza, poi magari dove incontriamo le crome possiamo contare con le crome. Comunque, facciamo con le crome 3 E, la prima semiminima in levare, poi 1, 2, 3 E, 1, 2, seconda battuta Mi è una minima, poi abbiamo una semiminima Si, 3 E, poi 1, 2, minima Re, e poi abbiamo sul 3, 3 E, un Do che però continua su 1, 2 e 3 della quarta battuta, e poi 1, abbiamo il Sol con l'indice al secondo rigo. Andiamo a tempo, 3 E, 1, 2, 3 E, 1, 2, 3 E, 1, 2, 3 E, 1, 2, 3 E, 1. Abbassiamo la voce e andiamo più velocemente. 3 E, 1, 2, 3 E, 1, 2, 3 E, 1, 2, 3 E, 1, 2, 3 E, 1. Facile, poche note. Vediamo la mano sinistra. Allora cominciamo dal primo movimento della prima battuta, Do, quindi Do semiminima, poi Mi e Sol insieme sul secondo movimento, che si ripete ancora sul terzo movimento, Mi, Sol. Poi seconda battuta, Si, e poi sul primo movimento, secondo movimento, Fa, Sol, e di nuovo Fa, Sol, insomma un tipico accompagnamento di un 3/4 di un valzer. Poi ancora terza battuta, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Mi, Sol. Quindi è l'accordo di Do maggiore sdoppiato, mentre alla seconda battuta c'è una posizione di Sol settima sdoppiata. Andiamo a tempo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e di nuovo Do al secondo rigo. Vediamo insieme lentamente, 3 E, 1, 2, 3 E, 1, 2, 3 E, 1, 2, 3 E, 1, 2, 3 E, 1. Più a tempo, 1, 2, 3 Ricordatevi la diteggiatura, quarto sul Do e quinto sul Si della mano sinistra. Passiamo al secondo rigo, mano destra, abbiamo minima Sol, semiminima Do. Seconda battuta, Sol diesis minima, semiminima Si, e poi La minima col punto. Poi quarta battuta, una pausa di 2/4 e sul terzo movimento La con il pollice sul 3 che risuona al terzo rigo. Contiamo, 1, 2, 3 E, 1, 2, 3 E, 1, 2, 3 E, 1, 2, 3 E, 1. Passiamo alla sinistra.
ancora Do col Mi Sol, 1, 2 e 3. Attenzione adesso, basso Mi, quindi nota singola Mi, mentre secondo movimento Sol diesis e Si, e quindi Mi maggiore. Terza battuta, quarto dito sul Fa e insieme poi secondo e terzo movimento la Do, Fa maggiore. Attenzione, quarta battuta, Mi col miglio, primo movimento, secondo e terzo movimento, Sol, La e Do diesis. E questo è un rivolto di La settima. Contiamo e poi ci fermiamo, terzo rigo, Re. E allora contiamo quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quindi Do maggiore, Mi maggiore, Fa maggiore, La settimo per andare sul Re minore, in questo caso al terzo rigo. Andiamo a tempo dal secondo rigo, 1, 2, 3, crescendo, 2, 3, 1, 2, 3, 1, diminuendo, 3, ok. Vediamo tutte e due i righi, 1, 2, 3. E poi così con il resto abbiamo solo da sottolineare nella seconda pagina alcune crome sul terzo movimento, così come abbiamo visto a pagina 2 per Smile, quindi più o meno insomma ci siamo. Dovete quindi semplicemente fare attenzione alla diteggiatura, alle note alterate, e ricordatevi la regola sulle alterazioni che potete andare a rivedere dalle lezioni del manuale. Bene, adesso passiamo all'esecuzione completa.